Rivelazioni delle anime del Purgatorio a Maria Simma, terza parte. Salve a tutti carissimi, oggi continuiamo a parlare della mistica Maria Simma, vissuta tra il 1915 ed il 2004. Maria Simma, mistica austriaca, fu una donna molto umile. Svolse sempre lavori molto umili come quelli appunto di fantesca, donna delle pulizie, ma fu anche una stimata catechista. Maria Simma incominciò ad essere visitata durante la notte dalle anime del purgatorio e raccontò di queste sue esperienze in un memoriale, più precisamente un'intervista che le venne fatta. Ecco le domande che sono state rivolte a Maria Simma e le sue risposte. Maria, quando incontra qualcuno, come capisce che si tratta di un'anima del purgatorio e non di una persona in carne ed ossa? Quando un'anima purgante viene di notte, la riconosco immediatamente per la sua luce. Le loro figure sono illuminate come lo siamo noi di giorno, poiché non sono la sorgente di questa luce. Ogni cosa intorno a loro resta al buio, però loro sono illuminate, così ho modo di riconoscerle immediatamente come anime del purgatorio. Ma vengono anche di giorno? Sì, ma quando vengono di giorno capisco che sono anime del purgatorio solo quando scompaiono. Fino a quel momento non posso esserne sicura. In entrambi i casi, di notte e di giorno, se cercassi di allungare, di tendere la mia mano per prenderle, non troverei nulla. Ma le è mai successo che un'anima venisse nella sua abitazione di giorno? In tal caso, com'è possibile riconoscerla? Oh, certo non bussa alla porta come farebbe lei e naturalmente non dà la mano. Sono due segni che mi fanno capire che si tratta di un'anima del purgatorio. Ve ne è stata qualcuna recentemente? Sì, e in quell'occasione accadde una cosa strana. Ero seduta alla mia scrivania, intenta a scrivere, quando alzai gli occhi e vidi una di loro seduta esattamente lì, su quella sedia. Non era mai accaduto prima e devo dire che mi ha presa un po' di sorpresa. Quante sono le anime del purgatorio che vengono di notte rispetto a quelle che le fanno visita di giorno? All'inizio venivano solo di notte, ma con l'anno mariano del 1954 iniziarono a venire anche durante il giorno. Oggi direi che durante il giorno ne vengono quasi durante la notte. Maria, mi può raccontare di un altro caso, oltre al suo, in cui le anime dei defunti siano state viste in pieno giorno? Oh, sì, succede spesso. 2 uomini della nostra valle stavano conducendo un carro pieno di legna, tirato da cavalli. Per qualche motivo i cavalli si imbizzarrirono, facendo cadere molta legna sulla strada sterrata. Mentre gli uomini stavano ricaricando la legna, uno di loro esclamò: «Ah, come vorrei che qualcuno arrivasse ad aiutarci, così non fermeremo più il traffico». Improvvisamente apparvero 2 uomini che iniziarono ad aiutarli. In pochi istanti tutto venne tolto di mezzo
caricato sul carro e fissato. Terminato il lavoro, i primi due ringraziarono gli aiutanti che si allontanarono. Poco dopo quell'episodio uno degli aiutanti mi apparve per dirmi che se i proprietari della legna avessero detto grazie a Dio invece di un semplice grazie, lui ed il suo compagno sarebbero immediatamente andati in paradiso. Allora dovetti pregare un po' per loro perché fossero liberati. Come lei sa, l'amore sulla terra si rivela molto spesso attraverso le azioni, i gesti e le parole più umili. Questo è vero anche nei riguardi delle anime del purgatorio. Anche un solo gesto come quello di lavare il pavimento della cucina quando veramente non se ne ha voglia, fatto per amore delle anime purganti in generale o in particolare per una di loro, le aiuterà molto a progredire verso la luce. Il pulire il pavimento della cucina, per esempio, aiuterà molto chi in vita non ha tenuto in ordine la casa per la sua famiglia. Quando un'anima del purgatorio le fa visita, si rende conto di quanto la circonda oppure è solo cosciente della sua presenza? C'è qualche prova che essa sa di essere in una stanza con degli oggetti? Sì, deve saperlo, perché cammina per la camera, non passa attraverso il tavolo. Deve anche sapere dell'esistenza delle sedie se ci sono, perché come le ho già detto poco fa, una si è seduta su quella seggiola. Quando le appaiono le anime, la prima cosa che fanno è camminare verso di lei attraverso il muro? No, appaiono e basta, oppure entrano chiudendo la porta dietro di loro. Dipende. Normalmente mi svegliano bussando e chiamandomi, e quando mi sveglio le trovo ai piedi del letto. Di solito è così. Quanto restano con lei? Oh, appena qualche secondo, no? Appaiono e in un attimo sono già andate via. Di solito quando una di loro viene io dico solo cosa posso fare per te? E quella può rispondere per esempio ho bisogno di 5 sante messe e poi scompare. Se tuttavia resta dov'è, questo è un segnale che posso farle delle domande o riferirle i nomi per i quali sono state chieste delle notizie. Per questo ci vogliono 2 o 3 minuti. È raro poi che risponda subito. Se ne va e devo aspettare settimane o anche mesi prima che altre vengano e rispondano alle richieste precedenti. In qualche rara occasione però capita che un'anima risponda immediatamente. Ha mai permesso che qualcuno fosse presente quando le anime del purgatorio le facevano visita di sera? Molti me l'hanno chiesto, ma le anime mi hanno detto che non dovremmo essere curiosi al riguardo, quindi in realtà non lo gradiscono. Una volta però mi trovavo in una cittadina da una signora che aveva la casa piena di turisti e che mi aveva chiesto se potevano essere presenti alla visita per vedere o per ascoltare. Le avevo risposto: d'accordo, forse sentirete qualcosa, ma dubito molto che riuscirete a vedere qualcosa. Mi assicurai che non vi fossero persone malate di cuore. Ce n'erano, per cui mi rifiutai. È possibile infatti che ad un cardiopatico messo di fronte ad una visione o una voce del genere possa venire un attacco di cuore. Poiché ero ospite di quella stessa signora quella notte,
lei mi pregò di lasciare aperta la porta della mia camera. Acconsentii, pensando che se le anime non l'avessero gradito, non si sarebbero mostrate. Ciò nonostante, una mi si presentò e mi chiese di pregare il Padre Nostro con lei. E così feci, ma in silenzio. Era dunque impossibile che qualcuno mi avesse sentito. L'anima però recitò la preghiera a voce alta e poi scomparve. Il giorno dopo quella signora si comportava in un modo strano, tant'è che le domandai: «Va tutto bene?» «Sì, ma permettimi una domanda. Un'anima del purgatorio ha pregato un Padre Nostro con te la notte scorsa?» «Perché me lo chiede?» replicai. «Perché la notte scorsa ho sentito pregare un Padre Nostro e sembrava che la voce provenisse dal più profondo di una caverna. Ero molto spaventata e sudavo tutta. Allora dovetti dirle che lei era la prima persona che, per quanto mi riguardava, avesse mai sentito qualche cosa».